A Mestre, presso la Camera di Commercio di Venezia, è stato organizzato un convegno per riflettere su un tema di forte attualità. La Grecia ha accettato le nuove riforme imposte dall'Unione Europea, condizio sine qua non per ricevere altri 130 miliardi di nuovi aiuti. Io da un anno sostengo che questa crisi non è una crisi economica, cioè il risvolto è un risvolto economico-finanziario, perché noi siamo stati abituati negli ultimi 20 anni a considerare l'economia e la finanza valore in quanto tale, cioè abbiamo attribuito a un sapere di tipo tecnico il ruolo di sapere morale, cioè di essere bene in quanto tale. E quindi se noi prendiamo la definizione di economia, che è uno strumento che l'uomo utilizza per soddisfare i suoi bisogni in presenza di risorse scarse, ci troviamo in una definizione completamente opposta, cioè l'economia che indica all'uomo che cosa deve fare. E quindi abbiamo avuto un cambiamento di ruoli. Ora è chiaro che se noi mettiamo l'economia e finanza come variabile indipendente per il benessere della società, l'uomo e la società come variabile dipendente, noi continueremo a vedere l'economia e la finanza indipendentemente dalla società e dall'uomo, e cioè continuiamo a pensare che l'economia e finanza non dipenda dall'emozione, dal dolore, dalla società, dalla storia, dai territori dell'uomo. E siamo arrivati al capolinea di una fase storica estremamente complicata, che ha messo in discussione un modello culturale che si è andato affermando negli ultimi 2 secoli. Chiare le responsabilità da attribuire alle banche. Ma io sono tra quelli pochi purtroppo, che già nell'autunno del 2007 dicevano che questa crisi non era una crisi greca, ma era una crisi dell'euro. Quindi lo sapevamo, c'è stata una drammatica lentezza, o se si vuole incomprensione della classe politica europea a reagire a questa crisi, e la stiamo pagando e la pagheremo ancora. Per le piccole e medie imprese le difficoltà non sono poche. I problemi che riscontriamo sulle attività ordinarie oggi sono principalmente il credito, la solvibilità del credito, e per quanto invece riguarda la competitività, riguarda la preoccupazione del rafforzamento del dollaro, che potrebbe comportare un forte innalzamento di materie prime. Ricordo che l'Italia non è un produttore di materie prime e quindi questo forte apprezzamento potrebbe alla fine comportare a un innalzamento imprevedibile delle materie prime. La ricetta per superare il momento di impasse è semplice. La ricetta è semplice: compattezza, monitoraggio, riuscire a capire quali possono essere le occasioni di mercato, reindustrializzazione, quindi reinventarsi dei lavori partendo da quello che siamo capaci di fare, e quindi una grande analisi di quelle che sono le nostre capacità competitive, che passano attraverso la manodopera, la nostra creatività e quindi l'innata capacità e flessibilità che risiede proprio nelle piccole e medie aziende. La politica nella crisi dell'euro ha avuto un ruolo determinante. Credo purtroppo poca da una parte, perché non è intervenuta a livello comunitario attuando una governance importante, dall'altra è assolutamente deficitario, perché a livello internazionale, oltre europeo, perché la finanza sostanzialmente ha preso il sopravvento. Quello che vogliamo fare oggi è domandarci qual è il destino dell'euro attraverso 3 docenti importanti, perché hanno previsto la crisi, ma soprattutto qual è l'impatto sui consumatori, che è la cosa più importante. Si parla di crisi della moneta, crisi dell'euro, crisi dell'eurosistema, ma dobbiamo domandarci esattamente qual è la ricaduta sui consumatori, che è la cosa più importante da analizzare. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni con gli aumenti della benzina e di altri generi alimentari. Lei nella fattispecie è referente per quanto riguarda l'assessorato all'agricoltura. Qual è la situazione dell'agricoltura veneta e nazionale? Ma l'agricoltura ha basi solide. Il problema è il reddito delle imprese da una parte, il fatto che un comparto tanto solido quanto è quello dell'agricoltura, che dà delle crescite del 5%, deve essere sostenuto. È chiaro che immettere una tassazione sull'IMU, immettere una tassazione sul gasolio, immettere una tassazione sull'IVA deprime e dà
una valutazione negativa su tutto il comparto, perché in qualche modo non riesce a essere competitivo. Cercare la competitività di un sistema che ha bisogno di crescere è naturalmente la voce principale della politica, che dovrebbe essere della politica governativa, ciò che in questo momento non è.